Arrivas. Siamo partiti Italia, San Martino al Tagliamento, provincia di Pordenone, che sarebbe Pordenone. Non ti ho fatto neanche vedere, accidenti, lo scarico. Cioè sì, nella puntata precedente avevi visto qual era lo scarico, ma non ti ho fatto vedere come scaricare, anche perché poi quando tu sciacqui, diciamo, c'è un pulsantino che serve a pulire lo scarico sotto dei getti d'acqua. Purtroppo niente, ero col Michele al telefono e non ci ho pensato. Certo che stavo pensando, chissà come mai quella volta ero arrivato in un posto del genere, cioè perché forse quella volta anche lì avevo guardato su Google Maps, vista satellite, un posto dove andare un po' a imbucarsi nel wild probabilmente. In quel modo ho scoperto anche Morsano al Tagliamento, dove c'è il parco delle statue, che era stata fatta la puntina anche lì. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo girare a destra. Da Google Street View la strada sembrava molto stretta, quindi non pulminabile, però sai, loro anche hanno una specie di GoPro, diciamo, no? Nel senso che non si capisce quanto realmente è larga una strada, no? Infatti probabilmente, guarda, sarà larga come questa, che è larghissima. Cioè, se dovesse essere così ci passa sia pullman che una macchina. Saletto, c'è scritto che siamo a Saletto. Stiamo passando sta specie di borghettino misto antico, misto anni 70. Le immagini di Google Street View erano di novembre 2010, quindi 10 anni fa. O hanno allargato la strada o, come ti dicevo, la fotocamera lì di Google non rende assolutamente l'idea. La strada è larghetta, cioè se trovi una macchina riesci a metterti in parte e la macchina riesce a passare. Magari sì, ok, dovete fermarvi tutti e due, però resta che è fattibile, insomma, ecco. Cioè io sto andando via tranquillissimo ai 40, potrei andare anche ai 50. Infatti non ho ricordi di aver avuto la minima difficoltà con Scarosso. Sì, eccolo qua, queste tettoie qua, che bello rivivere questi ricordi. Adesso qua si gira a destra, il parco è segnato come a destra e avanti di là dritti c'è la passeggiata che faremo domani. Adesso non so se è da andare a vedere, andiamo a vedere di qua se si può andare, andiamo a esplorare, mal che vada facciamo retro, voglio dire, quindi non succede nulla. Se ci dovessero essere difficoltà, quella strada che ti infossi e cose del genere. Marco si è fermato indietro, no, io volevo arrivare a vedere qua se vedevo il laghetto. Marco si è fermato lì, è vero che io posso girarmi anche qui tranquillamente, anche lì posso girarmi. Adesso lo chiamiamo, gli diciamo di venire avanti. Guarda qua, straisolati, è bellissimo qua, dai, ci mettiamo qua in parte, aspetta che lo chiamo. Marco, vieni avanti! Sì, guarda, già ci si può mettere qua, che quindi è silenziosissimo e tutto quanto. E dopo magari a piedi vediamo se c'è qualcosa di meglio. Però dove sono io qua è perfetto, e poi a piedi vediamo se c'è qualcosa di meglio, insomma, ecco. Ti aspetto, è tutto tranquillo. Sì, dopo si può anche girarsi a U qua, tranquillamente. Anche qua però l'HO, due tacche di 4G, però non si sentiva tanto bene. Quindi, dove abito oggi? Dentro il camper da Marco, no? Visto noi la foto dall'alto? Il lago dovrebbe essere qua a destra. Sì, ma sei molto lontano, sei allontanato così. Vabbè, di quanto? 200 Guarda, metri? non lo so, sì, no, esatto. Ma dove era prima, dove c'era quel famoso cosa che ci girava attorno, quel parcheggio grande, era lì che c'era prima la foto che avevamo visto. Sì, ma non c'è niente. Intanto da dormire qua che è tranquillo, sì. E adesso vediamo a piedi più avanti se c'è qualcosa di più carino, magari vista al lago. Certo. Sì, qua è perfetto, silenziosissimo. Guarda il parcheggio dove abito oggi e dove abitiamo oggi. C'è anche Marco che abita il mio vicino. Si sentono solo gli uccellini e c'è il divieto di caccia, quindi, perché io mi ricordo nelle zone, no, in riva al Tagliamento, ti ricordi che c'erano quelle puntate, mi svegliavo porchidando perché mi svegliavano i cacciatori, quindi bello. Guarda, ma che tramonto. C'è anche una macchina, o stanno funfattando, andiamo a vedere se stanno funfattando. Sul serio? Sei serio? Vuoi rovinare così l'intimità di una giovane coppia? Vuoi essere complice della riduzione demografica italiana? Va bene, dai, andiamo, dai. Ottimo.
le zecche, non ci sono zecche d'inverno, ci sono sempre le zecche, in primavera sono molto più agguerrite. È il tu qua che vuole andare a vedere, io no, cioè io volevo lasciarli riprodurre, ecco adesso accendono e vanno via. Hanno paura di questi due, no, è pieno di rovi. Rovi. Assolutamente non è la strada giusta, però loro si sono appartati là, quindi bisogna trovare un modo per entrare a vedere il lago, il laghetto. Vabbè, sarà un laghetto artificiale, però buttalo via, insomma. E lì in fondo c'è anche un casone abbandonato, molto in fondo, e mi vieni qua che è pieno di rovi. E la passeggiata per andare nel tagliamento è là. Guarda Italia, cazzo, ho acceso tardissimo, sono dietro a quel cespuglio, c'è un branco di... eccoli là! Con la GoPro non so se vedi, guarda la coda bianca, la Emily li ha visti, si sono fermati, eccoli, guarda che partono. Che bello, 1, 2, 3. Li vedi? A destra dell'albero. Che bello, che spettacolo. Che figata. Hai visto cosa in giardino singano? E anche i cervi. Sta attento Jordi, perché se ruba il cervo in quel giardino del singano o impicchiamo con una corda d'oro. Hai visto Amy? Chi c'era? I cervi? Il cervo, si chiama cervo quello. È tipo il cavallo. Hai visto? Cara, non è partita per rincorrerli però. No, ho visto, infatti, io ero preoccupato. Sì, sai Italia che Marco ha avuto una bella idea. Ha appena detto che questo sarebbe un bel posto per il raduno. In effetti siamo a 4 km dall'area camper di Valvasone. Sì. 4, qualcosa. E spazio ce n'è, siamo letteralmente in mezzo al wild, facendo la camminata, sbuchi nel tagliamento, c'hai i cervi, i CP corrono felici. Dove cazzo sta andando? Guarda che tipa. Amy! Guarda! Dove stai andando? Uzzu che arriva il mitra. Uzzu che arriva! Uzzu! No, è in modalità caccia, deve aver sentito qualcosa. Sì, la vedi. Ha visto qualcosa, o dei cervi, qualcosa lì che punta e la vedi accesa. Che hai visto, Amy? Hai visto qualcosa? Eccola lì, niente, è partito il cane. Sarà magari anche qualche lepre, può essere, Marco, guarda che figata, stupendo. Sul lago. Sì. Tu da casa, guarda, sto guardando al monitorino, sì. Sempre un po' più sull'aranciato fa la GoPro come il colore, quindi in realtà quel tramonto io lo vedo più sul rosso rosa, sì, leggermente violaceo, e tu lo vedi un po' più sull'aranciato, però comunque è uno spettacolo lo stesso. Guarda, là c'è le montagne. Vabbè, ecco qua, guarda dove siamo noi Marco, guarda, è grande come il parcheggio, no vabbè, è grande la metà del parcheggio della Brussa, ma in metà del parcheggio della Brussa c'è i camper che ci stanno, ci saranno 100 camper, voglio dire. No, tranquillo qua, no? Ma che roba? Ha ragione, c'è un cartello, adesso andiamo a leggere cosa dice. Non dice niente? Niente. Cioè è bianco così? C'è scritto divieto di scarico. Divieto di scarico, boh. Sì, qua siamo diciamo quasi un chilometro diciamo dentro al wild, perché siamo proprio nella metà e dopo abbiamo un altro chilometro di là, quindi siamo proprio nel centro dove c'è calma, silenzio. Sì, eccolo qua il lago, il laghetto, però secondo me l'entrata non era quella, quel cancello. Perché è chiusa? Guarda che bello, riesci a vedere, guarda lo scorcio, i colori. No, troppo scuro. Vediamo. Oh, che colori Italia, che figata, bellissimo, un bel giardino oggi, però è anche vero che qui il sentiero sta continuando, quindi se abbiamo il telefonino, sì ce l'abbiamo, guardiamo su Google Maps vista satellite come, ecco, niente, vedi, invece di attaccarsi tanto al telefonino guardi la realtà e tipo Marco ha trovato l'entrata. Bello, dai Ramo, che robe, che colori, foto, con la GoPro perché non ho la macchinetta, adesso faccio la foto e la metto come copertina. Aspetta, perché adesso che mi hai menzionato, dai Rami, adesso che mi hai menzionato le zecche inizio ad aver pruriti. Ehi là, ho detto porto la macchina fotografica o non la porto, vedi? Una volta che non porto la macchina fotografica va bene. Dici? Sì. Un'ex cava. Una cava per scavare e prendere ghiaia, che poi si riempie di acqua, si trova una vena del tagliamento o la pioggia. Poi lì come molto calata, perché arrivava fino a qua, arrivava. Di fronte
al lago. Sì, beh, no, niente vista al lago, col camper intendiamo. Adesso è anche inutile che continuo con le registrazioni perché si sta facendo abbastanza buio. Andiamo a vedere, a costeggiare il lago, a vedere se c'è qualche possibilità di entrata, o magari anche di parcheggio, perché insomma in questa stradina qua sì, è terra battuta con sassetti, pochi sassetti, quindi la fai tranquillamente, insomma, se là dovesse esserci uno spiazzo dove mettere il camper. Figo, sì, c'è un capanno, guarda che robe, non vedi, che peccato, adesso stiamo scendendo, ma se non vedi è inutile, dai. Eccoci, Marco che ha trovato il lago, spuzza un po' tipo di acqua stagna, no, di acqua stagna, sì, d'acqua stagna, sì. Boh, ma che colori, guarda, vedi tutti gli alberi che si specchiano sul lago, riesci a vedere? Veniva fuori una fotografia fantastica di sto pezzo qua. Io avrei preso metà pezzo di lago, gli alberi specchiati, gli alberi reali e un pezzo di tramonto e un pezzo di cielo, veniva una figata assurda. Ovviamente in GoPro, la GoPro è il riassunto della poesia. Il calduccio di casa Singano, ragazzo, mamma mia. Ascolta, fuori ho fatto delle foto stupende, fuori è una serata, una nottata proprio stellata, bellissima. Guarda, vabbè, vedi il riflesso, è completamente buio. Quindi tu sai che io amo tenere le tende sempre aperte per vedere fuori e tutto quanto, per essere immerso nell'ambiente, no? Però essendoci buio, a sto punto tiro l'oscurante e le tende. Porca miseria, proprio vero, meno fai e più sei stanco. Cioè io ero venuto qua con l'idea di lavorare, alla fine non ho combinato un cazzo. E mi sono alzato tipo alle 11 e adesso che sono le 7 sono già in modalità biocco. Adesso sto aspettando Marco che ci facciamo quello che a Milano chiamano l'ape. Cioè no della gente che si infracona un ape cross, no, è l'aperitivo. Come da noi altri espresso, però facciamo un aperitivo un po' più whip e facciamo il prosecchino, perché il prosecchino inizialmente era più, diciamo, da femmine, no? Un po' nell'ottica, no? Nell'immaginazione, no? del contesto dell'aperitivo, e dopodiché è diventato un po' whip, cioè, quindi non si fermo più espresso, prosecchino, cioè proprio anche col dito, proprio così, prosecchino e le sopracciglia alzate, prosecchino, cioè capisci? No, ma prima, vabbè, qualcosina si è visto in GoPro, no? Sto parlando di cervi che avevamo qua in giardino, questi 3 cervi, poi vabbè, ignoranza faunistica di Singano, non so neanche se erano cervi, quelli lì col codino bianco tipo Bambi era un cerbiatto, quindi i suoi genitori erano dei cervi e quindi è giusto, erano dei cervi cuccioli, dei cerbiatti, esatto, erano dei Bambi, avevano proprio il codino uguale a Bambi, no? Infatti anche il CP ha detto, guarda, sono talmente disneyani che non li sopprimo neanche, cioè proprio hai visto anche la magia negli occhi del CP, ha detto li punto e basta, non li sopprimo. Però vedi, quella volta che è stata presa la GoPro, ti ricordi che ho fatto il video che parlava della GoPro? La GoPro invece, essendo una scatolina, io quella in ogni caso ce l'ho sempre in tasca, se succede qualcosa che riprenda bene o che riprenda male, ma comunque intanto lo si riprende. Sì, è un aggeggio che straconsiglio a tutti, cioè anche a chi non fa video, cioè che non ha canali eccetera, comunque hai i tuoi video ricordi. Innanzitutto con la luce o se la metti in 3 piedi è comunque una macchina fotografica per i principianti fantastica, veramente non sto scherzando, proprio perché ha delle serie di automatismi e una nitidezza che nonostante la lente, diciamo, giocattolo che ha e tutto quello che vuoi, riesce a darti veramente un ottimo risultato. Ovviamente sto sempre parlando per quanto riguarda i principianti, ossia metti tutto in automatico, clic e basta. Per quanto riguarda i video, sì, ok, molti dicono ma è una rottura, è complicato, ci vuole tempo a montarli. Sì, è vero, per carità, però hai visto anche Singano, tu hai visto, no, che in un sabato è venuto fuori i ricordi 2015, 2016 eccetera, che erano dei spezzoni che avevo fatto col telefonino, con la macchina fotografica tanti anni fa. Comunque puoi tenerti le clip, cioè come tu ti salvi la foto puoi tenerti delle clip di 5 secondi, di 1 minuto, hai capito? Quindi fare piccoli video, cioè non serve necessariamente montarli. Molti mi parlavano di action cam economiche, hai visto è stata recensita anche la Eagle 4K che mi avevano mandato, per carità buona, però tieni conto che i ricordi li vivi una volta sola e secondo me, ovviamente questo è un parere assolutamente personale, le foto e i video sono molto importanti, quindi chiaro che non devi tirare fuori dei capolavori, ma se hai bambini o animali o vai a farti delle belle vacanze eccetera eccetera, avere dei video registrati con una GoPro e avere dei video registrati con una Eagle 4K
è tutto un altro mondo. Non si parla di risoluzione, si parla proprio di qualità della lente, quindi non solo nitidezza, ma interpretazione dei colori, delle luci e tutto quanto. Quindi sì, secondo me su ste robette spendi le 2 soldini, a meno che non hai un telefono tipo, non so, vedo gli iPhone, quelli nuovi, o mi pare Xiaomi, cioè quelli effettivamente li dai in mano a un principiante e ti fanno di quelle foto da paura. Io ho visto veramente anche quello dell'Alessia, ha preso l'Huawei Mate 20, porca puttana, cioè ti fa di quelle foto. Ovviamente con una mirrorless tipo la mia riesci a avere risultati decisamente superiori, però per un principiante che usa in automatico e deve solo cliccare, mi dispiace dirlo ragazzo, ma il telefono batte una macchinetta da 2000 euro. Italia, allora sei in giardino di Singano, allora tu non stai vedendo niente perché è scuro, allora siamo ISO 6004 ho messo, adesso mettiamo il diaframma a 1.4, vedi già inizi a vedere qualcosina, abbastanza sfocato, iniziamo a diminuire i tempi, questo probabilmente, aspetta, c'ho la messa a fuoco manuale. Adesso non posso più cambiare, aspetta, pausa, eccoci qua, ridiminuiamo ancora i tempi, vediamo, no, perché non metti a fuoco, perché fai queste cose, eccoti qua, guarda le stelle, vedi, aspetta, si può mettere a fuoco meglio ancora, tac, così, eccoci qua, guarda che robe. Ovviamente essendo in cavalletto posso usare i tempi a 1/4, altrimenti ovviamente vedresti a strascatoni, guarda, vedi, vedresti così, sarebbe impossibile. E niente, questo è il giardino di Singano, è buio pesto, adesso aumentando la luminosità tu vedi il cielo chiaro, in realtà la luminosità che sto vedendo io è, aspetta che guardo anche la realtà, è questa, io vedo così. Cioè è bellissimo, siamo solo illuminati dalle stelle in giardino di Singano, ma anche a De Marco. Pappe di Emi, facciamo pappe di Emi, tac, pappe di Emi, guarda, facciamo pappe di Emi. Ma eccola qua, lei riconosce già la canzone, il CP, vero? Cara dal signor, di solito assieme agli animali qua gli mettevo anche un po' di olio di oliva, però l'ho finito, quindi niente, CP, mangi così. Porzioncina abbondante perché stamattina abbiamo fatto un po' scarsetta, bella abbondantina, e dopo ti resta un po' prima di andare a dormire, che così magari non rompi le scatole a me e a Marco che ci mangiamo i bigoli al ragù di soia che ha fatto Marco. Pappe di Emi, lecca il cucchiaino anche di qua, e poi facciamo pappe di Emi. Corro, chiappetta. Non sarebbe da far vedere in GoPro, però credo che ormai dopo tutto sto tempo l'hai capito che è un canale cialtrone, ok? Quindi niente, volevo farti vedere la pasta con ragù di soia, buonissima, ma ovviamente non posso. Tofu, che ha fatto Marco? No, tu CP appena no, calma, raccontiamo. Hai mangiato anche abbondante, molto abbondante, l'ho fatto apposta perché non rompi le palline mentre mangio io. Cioè hai sempre la tua porzione giornaliera, però la razione della sera te l'ho data abbastanza abbondante perché non rompi le palline, quindi stai in del tuo e basta. No, nine, prima di andare a dormire hai l'altra roba. Aspetta perché intanto siamo molto a rischio perché la GoPro è appoggiata sul bicchiere di vino che è a metà pieno e non è un discorso filosofico, è proprio a metà pieno, quindi se cade dentro perdo la GoPro. Marco, no, angolo culturale e culinario. Infatti già con culturale stava raccontando come ha fatto questa pasta. Allora, siccome a qualcuno magari può anche interessare, dicevo che la soia in sé non ha gusto da niente, per cui però ha il vantaggio che assorbe il gusto di quello che la circonda. E ho fatto un soffritto con un dado vegetale e la soia all'inizio si era ben rosolata, aveva preso il gusto del dado vegetale, però non mi era sufficiente ancora, volevo dargli un altro gusto diverso e quindi ho messo del vino marsalato e quindi ha fatto il suo effetto. Poi ho messo il pomodoro. Per quello che mi piace, perché c'è il vino. È probabile, da buon veneto
a fine cottura, cioè quando ormai era fatto, la soia era troppo bianca, non era bella da vedere, diciamo. E ci ho messo un po' di vino rosso di casa, per cui ha un po' fatto un po' di Sai, vado via cottura. imbriaco con una pasta asciutta, insomma. Esattamente. E poi alla fine ho messo un po' di paprika, che è il peperoncino che non è piccante, cioè il peperone che dà quel colore, dà quel gusto di che no. Alla fine poi la soia è il gusto di tutte le cose che metti dentro. Eccellente. Un gusto nuovo, diciamo, nel senso che non ho mai Soia, assaggiato. tofu. Ma non so, sarà il misto che hai fatto, ma non è tanto la soia, proprio il gusto molto completo, ricco e per me nuovo. Perché sì, ok, c'hai i pomodori, tutto quello che vuoi, tutti gli ingredienti che già conosco, però nell'insieme il mio voto comunque potrà confermare o ribaltare il risultato. Nell'insieme Fa una cosa, lasciati là un po' di tofu sul fondo e la mangi dopo. Cioè mangiati la pasta e il sugo e poi ti assaggi il tofu. E dimmi che gusto ha. Da ombre. Fa tutto. Più dopo però alla fine, siccome Marco è qua e a casa Singano, d'obbligo c'è l'aggiunta di peperoncino e aglio. Aglio. Aglio, non c'è la lescia ragazzi, aglio e cipolla a mille. E poi il bigolo ha la sua importanza, perché è il gusto dell'uovo rispetto a una pasta normale. Eccolo.